Venerdì si è preso l'impegno reciproco di scrivere in un verbale di riunione, nel documento che riterremo, firmato sia da noi che dal governo, la conferma che il progetto Italcomp è riattivato. Sono trascorsi pochi minuti dopo le 13. Dalla sede del Mise esce la delegazione che ha incontrato la vice ministra Todde, forzando la riunione messa in agenda per venerdì prossimo. Fuori dalla sede del Ministero ci sono i lavoratori di ACC e quelli di ex Embraco. Su entrambi pende la spada di Damocle, per i primi la mancanza di liquidità, per i secondi il licenziamento. A mezzanotte dallo stabilimento di Mel, maestranze e rappresentanze sindacali sono saliti sul pullman che li ha portati a Roma. Il vice ministro Todde ha detto che l'idea originaria di Italcomp non è del tutto messa da parte. Venerdì ci sarà un incontro, saremo tutti presenti, il curatore fallimentare di Embraco, il commissario Castro, e in quella data noi crediamo di dover firmare un verbale di accordo. C'è più chiarezza adesso rispetto a qualche giorno fa. Sicuramente ancora la certezza l'aspettiamo il 23 con l'incontro con la Todde. Comunque ci sono tutti i requisiti, i prerequisiti per finalizzare il progetto Italcomp. C'è un emendamento su cui il governo, nonostante il ministro Giorgetti abbia rovesciato la filosofia iniziale del progetto Italcomp, ha assicurato il voto unanime al Senato che garantirà entro il 20 maggio la liquidità necessaria al futuro di ACC. Non sarà concesso a chi che sia di perdere ancora tempo, dicono i lavoratori, che hanno ritenuto scandalosi 2 mesi di silenzio solo per consentire un passaggio di consegne. C'è uno spiraglio, quando è arrivato il resoconto del ministro Giorgetti, sinceramente è stata una mazzata, chiamiamola così. Invece oggi c'è uno spiraglio di luce, vedo i lavoratori anche un attimino più sollevati. Venerdì l'incontro decisivo. Oggi il presidente Zaia nel suo punto stampa ha detto che con il collega Cirio è iniziata un'interlocuzione con una lista di imprese selezionate per capire se c'è qualcuno che voglia prendere in mano la situazione, figlia di un comparto il cui valore aggiunto, ha detto Zaia riferendosi al compressore, non è elevatissimo.